Assessore Peroni, oggi è una giornata importante per quello che è lo sviluppo turistico di Trieste perché si sblocca una situazione che era rimasta ferma da tempo, quella della cosiddetta voce della Luna. Sì, la parola giusta è quella, si sblocca, nel senso che è stato un percorso non facile, che è cominciato per quello che riguarda questa amministrazione nel 2015 con la riacquisizione di quella porzione di Riviera, e ci siamo messi subito al lavoro per far ripartire la concessione. Oggi siamo in effetti alla sigla del contratto di concessione e ne siamo felici e orgogliosi perché restituiamo alla città una parte importante di Riviera, tanto attesa dai cittadini, che in pochi mesi sarà riqualificata e restituirà appunto un bel luogo in una bellissima riviera. Un iter che è stato anche celere in considerazione del ricorso che è stato presentato da uno delle ditte concorrenti. Ma certamente andando sui dati medi avrebbe potuto andare molto peggio dal punto di vista dei tempi del contenzioso. È successo che il ricorrente ha rinunziato al proprio ricorso e quindi il contenzioso si è esaurito in un tempo tutto sommato ragionevole, quindi noi abbiamo potuto riprendere il nostro percorso e oggi appunto con la sigla del contratto di concessione arriviamo al momento decisivo di svolta. Quindi appuntamento per la prossima estate. Credo di sì, lo dovrà dire il titolare della concessione per i tempi di realizzo del progetto, ma noi faremo di tutto e daremo la massima collaborazione perché i tempi siano appunto quelli della prossima stagione estiva.